Pedemontana, i cittadini vanno informati adeguatamente e gli indennizi per gli espropri pagati in tempi celeri. Solo così si potranno limitare le proteste dei proprietari dei fondi su cui passerà la nuova superstrada. Parola del sindaco di Trevignano Ruggero Feltrin. Proprio qui, 2 giorni fa, la mobilitazione di alcuni cittadini ha di fatto bloccato i lavori. Episodi del genere, quando il comune è stato coinvolto e ha fatto opera di mediazione, si sono potuti evitare, sottolinea il primo cittadino. A volte con un po' di dialogo, un po' di buonsenso si potrebbe anche risolvere le cose, visto che nei terreni che sono entrati c'era grano che forse andava via tutta la settimana scorsa, ma per il maltempo è stato rinviato, forse aver atteso un giorno o due forse avrebbe risolto o comunque mitigato la situazione. Feltrin non lascia molte speranze ai cittadini che hanno presentato ricorso contro il passaggio della Pedemontana sul proprio terreno. L'unica cosa che come amministrazioni, non solo Trevignano, anche le altre amministrazioni ci siamo sempre raccomandati con la SIS ma anche con lo stesso commissario, è quello che siano celeri nella determinazione delle procedure e anche e soprattutto nel pagamento dell'indennità di esproprio. Opera d'impatto, ma conclude il sindaco, che è necessario portare a compimento. Lo si vede solo guardando al colpo d'occhio che ferita è per il territorio. Sono iniziati i lavori, purtroppo per chi sta facendo ricorso penso che le possibilità di fermare un'opera del genere siano ormai zero, come erano zero qualche anno fa. L'unica è adesso che venga completata bene, nel rispetto delle regole, nel rispetto anche, e purtroppo ne vediamo qualche esempio nel nostro paese, di quelle che sono le capacità finanziarie e soprattutto non ci siano sprechi, perché da ferita come è adesso sul territorio possa diventare comunque un'opportunità.